Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, Waiu è gratis. Fatemi questo regalo, arriviamo ai 4000 iscritti, forza Waiu, dai, ci vuole poco. Signori, qui bisogna parlare della Juventus, perché Waiu, questa questione che stanno facendo passare, no? Stanno facendo passare per santo Andrea Agnelli, è clamorosa. E io penso che solo in Italia possano succedere certe cose. Sì, perché stanno facendo passare Andrea Agnelli come per santo. Come per santo. Ha vinto gli scudetti, 19 trofei, 20 trofei, 40 trofei, il presidente più vincente della Juventus, il presidente di qua, il presidente di là. Però ragazzi, se noi andiamo a leggere le accuse che ha questo signore, sono gravissime. Sono gravissime. Solo in Italia, continuo a ribadire che solo in Italia si fa questo giornalismo così leccaculo nei confronti della Juventus. È gravissimo. Ieri addirittura ha parlato il presidente della Liga Spagnola, direttamente nemmeno con l'hashtag. Praticamente lo ha menzionato a tutti gli effetti su Twitter, dicendo: tu hai falsificato i bilanci, hai falsificato le finanze del tuo club, meriti di essere retrocesso. La Liga ha esposto un comunicato dove dice la Juventus ha falsato tutto, i suoi bilanci, ha falsato il suo monte ingaggi. Ragazzi, queste sono cose gravissime. Sono cose gravissime. Poi che la Juventus non rischi niente, questo è risaputo, perché molti dicono: la Juventus ora andrà in Serie B, andrà in Serie C. Non ci andrà mai in Serie B, ragazzi. La Juventus, lo sapete anche voi, è impossibile che succeda un Calciopoli 2.0 per poterli mandare in Serie B, o addirittura alcuni dicono sarà radiata dal mondo del calcio. No, ragazzi, questo non potrà mai accadere ad una società come la Juventus. Però occhio, perché il signor Andrea Agnelli si è fatto nemici molto importanti, Seferin, il governo italiano, perché ragazzi si è mosso addirittura il governo italiano quando si è parlato della Superlega, questo nessuno se lo ricorda. La UEFA, la FIFA, tutti. Andrea Agnelli c'ha tutti contro. Ecco, avere tutti contro per Andrea Agnelli, questo molto probabilmente anche per la Juventus, ragazzi, è qualcosa di molto grave, lo sapete anche voi, no? E quindi occhio, perché non è detto che alla Juventus non venga penalizzata, non venga tolta dalle competizioni europee. Cioè ragazzi, occhio, perché è grave la situazione della Juventus, è molto ma molto grave. Poi c'è stato anche il ribaltone in Formula 1, ma quello è questione di un altro argomento. Però ragazzi, questi ogni 10 anni fanno uscire qualche scandalo, ed è clamoroso come ci siano sempre loro nel mezzo. E questa è la cosa veramente scandalosa, che loro sono sempre in mezzo a qualcosa. È incredibile, Waiu. Già quando ci fu di Calciopoli, che poi patteggiarono, non ho capito se hanno patteggiato o no, dovevano ripartire dalla C ma l'hanno fatti ripartire dalla B. Cose scandalose che solo in Italia secondo me possono accadere. Ecco, ho preso i peggio insulti su Twitter per aver fatto un tweet, ragazzi, dove avevo detto la pacchia è finita e tutto il vostro marciume sta uscendo fuori. Le cose incredibili contro di me. Ho dovuto cancellare il tweet perché mi sono arrivate minacce, incredibile, minacce. Per il calcio si minaccia la gente, è incredibile, Waiu. Però questa è la situazione che abbiamo attualmente con la Juventus. Ad oggi la Juventus non rischia nulla, potete stare tranquilli amici juventini, state tranquilli, non succederà nulla per voi. Per Agnelli non si sa, per Agnelli arriva bene Nedved, addirittura si parla di un Nedved che è sparito dalla circolazione. È grave, Waiu, la situazione di Nedved. Perché Pavel te ne sei andato dall'Italia? Cosa c'è sotto? Io è questo che non riesco a capire. Se questi si sono dimessi, cosa c'è di veramente grosso sotto, Waiu? Perché qualcosa di grosso c'è. Se si è mossa la Guardia di Finanza in questo modo, che già la Procura di Torino aveva detto no vabbè, il falso in bilancio delle plusvalenze non lo puoi dimostrare, perché come fai a dimostrare le plusvalenze fittizie, ragazzi? È impossibile. Però tu che vai a sturare a 25 milioni, io qualche domanda me l'ero già fatta ai tempi e dici: com'è possibile che Sturaro è venuto a 25 milioni? Ma come cazzo è possibile? Ragazzi,
tutti i nodi tornano al pettine, come si dice, no? Quindi ragazzi, che dire, noi ci vediamo questa sera per il post partita dell'Argentina, che voglio, l'Argentina questa sera si giocherà il mondiale. Iscriviti al canale, mi raccomando, arriviamo ai 4.000 iscritti. Ciao, aiuto.